Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettaciomercato, Batta Napoletano, come state ragazzi? Spero tutto bene. Allora ragazzi, in questo video, come penso che stiate aspettando, perché penso che vi manchino i miei soliti video di calciomercato, e vi porto, come già anticipato, dei video. C'è un video riguardante delle notizie che sono molto spumeggianti, tra virgolette. Allora, partiamo con la prima, che non è proprio una notizia di calciomercato, ma una riguardante il Napoli, cioè Kevin De Bruyne. Tra l'altro la maglia di Kevin De Bruyne non ve la vorrei far vedere perché sennò si fanno un casino. Kevin De Bruyne ieri, lunedì, si è ritornato ad allenarsi con la squadra in vista per i prossimi giorni, le prossime settimane, i prossimi mesi che mancano alla fine del mercato, per cercare di aiutare il Napoli e poi per il mondiale anche per cercare di arrivare al 100%. Poi, poi Debussy, scusami, sono confuso. Volevo dire Vlahovic. Vlahovic sta trattando con la Juventus. Sta trattando con la Juventus per cosa? Per un rinnovo. La Juventus, oltre al rinnovo di Weston McKennie di circa 4 milioni fino al 2030, vuole sedersi di nuovo sul tavolo, vuole sedersi davanti al procuratore di Vlahovic per un possibile rinnovo di contratto per almeno altri 2 anni fino alla stagione 28-29. Però ci sono diversi fattori che bisogna vedere: la volontà del giocatore, lo stipendio, perché sappiamo che Dusan Vlahovic ha uno dei stipendi più alti che, ci sono in Italia. Quindi c'è da valutare un poco. Poi è ufficiale, Odegaard ha rinnovato con il Bologna fino al 2029. Poi intanto, nel momento in cui sto registrando il video, sta facendo Udinese e Fiorentina. Ma vabbè. Poi il Palermo lavora per blindare Joronen, ma nel frattempo si registra che il Monza e la Roma stiano pensando al portiere. Il Monza è un piccolo sondaggio, sta valutando, non è ancora qualcosa di ufficiale. Poi c'è da dire anche che c'è la Roma che sta pensando per un vice Silar, in futuro magari si lascerà il club. Non sto dicendo che lascia il club, però può essere che gli arriva qualche offerta interessante. Poi la Reggiana, scusate, è vicina al rinnovo con il capitano Rozio. La scadenza cioè la scadenza passerà da giugno 2026 a giugno 2027, quindi un rinnovo di un anno. Poi Gurassi, scusate, attuale attaccante del Bayern Monaco, del Bayern Monaco, del Borussia Dortmund, scusate, è nel mirino della Juventus. È il mirino della Juventus, cioè del Milan, scusate, e la Juventus sta facendo un sondaggio sul giocatore, ma mi sono confuso. Il Milan sta pensando attivamente a un profilo del genere per la prossima estate, magari perché vuole sia Guarassi vuole trovare più spazio, vuole trovare
più continuità, vuole fare nuove esperienze. Poi Leonardo Jardim ha risolto i suoi problemi personali e tornerà a lavoro con il suo club con il suo club per ritornare al 100%. Però c'è anche stato nella sua breve pausa un possibile interesse del Marsiglia. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. In descrizione il gruppo WhatsApp e anche il gruppo Telegram. E questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e il canale WhatsApp Mondo del Calcio. Ciao a tutti!